Buongiorno nonna Carmela, Buongiorno, buongiorno. oggi in campagna, Sì, ma cosa ha in mano? questo serve, lo chiamiamo piantaduro in dialetto, e serve per mettere le piantine nel terreno. Con questo si prende questo, si fa un buco così nel centro della terra e si mette la piantina, così. Poi si stringe la terra, ecco, e si mette un pochino d'acqua qui vicino alla piantina per radicare. Ecco, E lo facciamo con questo, sempre questo. Io da bambina mi ricordo che i miei genitori, il mio suocero, sempre con questo mettevano le piantine nel terreno. Si mette il gran turco, si fa un buco, si mette un chicco di gran turco e si stringe la terra. Sempre con questo aggeggio. E si chiama ugliantaturi. ecco, fateci sapere nei commenti se conoscete questo attrezzo semplice ma molto utile, perché senza di questo non si possono mettere a dimora le piantine. Certo, qualcosa ci vuole per fare il buco, per rientrare la piantina, e poi si stringe la terra e si fa con un pezzetto di legno, un legno che dura. Questo è fatto con un legno dell'albero di olivo. Si prende un pezzo di legno e poi si raffina così un pochino, e è fatto alla buona questo, non è che proprio è preciso fatto, però qualcosa sempre si fa. Da quanto tempo ce l'ha questo? Ma non lo so se è qualche 5 anni, perché ogni tanto li perdo e poi mio marito li fa di nuovo, li lascio nel terreno e non li trovo più. Sì, ma questo sempre ha 3-4 anni sicuramente, perché questo è un legno che dura molto. Ecco, voi scriveteci intanto anche da dove ci state seguendo, perché adesso chiediamo a nonna Carmela perché ci ha chiesto di venire in campagna. Oggi è una giornata speciale perché mettiamo a dimora queste piantine, guardatele, non so se le avete riconosciute. I pomodori su calore, a pomodori scocca, diciamo. È una tradizione del nostro paese che si fanno questi pomodori, che si raccolgono poi nell'estate, si appendono con lo spago nella soffitta e durano per tutto l'inverno. Si consumano in casa e se ne avanza, se se ne fa abbastanza che avanzano, si vendono. Ecco, salutiamo intanto tutti gli amici che si sono collegati. Ecco, queste piccole piantine le ha messe già a dimora lei con i semi un mese e mezzo fa circa. Sì, quest'anno veramente non è andata bene lei, perché il tempo non è stato dei migliori. Faceva freddo, pioveva, comunque sempre l'ho portata avanti appunto di metterla nel terreno. Ho messo il seme per ogni buchino di questi, ho messo un seme. Ecco, è cresciuta. Ora la tiro così, con tutta la radice, e la metto nel terreno. Gli metto un pochino di acqua e sicuro, se il tempo non la rompe, non la guasta, fra un paio di giorni si vede che cresce. C'è tanto lavoro, questa è solamente una delle tante fasi. Sì, si vuole tanta cura, si mettono le canne, si deve legare, si mette un pochino di concime, si deve zappare di nuovo tutta la terra. Questo è un tipo di pomodoro che vuole molta manutenzione. Poi la pianta crescerà e tra qualche settimana dobbiamo poi mettere le canne, Sì, quindi sì, legarla. le canne, sì. E poi verso la fine di luglio già incominciano i primi pomodori. E poi si raccolgono i pomodori, ma si conservano anche per l'inverno. Sì, si raccolgono e si legano con lo spago, e per l'inverno abbiamo i pomodori in casa e li possiamo cucinare in tanti modi. Ecco, venivano conservati, quindi così non c'è bisogno di congelarli, non c'è bisogno di mettere prodotti. Appesi con lo spago nella soffitta e durano tutto l'inverno. Un pomodoro tipico di questa parte del territorio, guardate che bello, guardate dove ci troviamo. Ecco, voi scriveteci da dove ci state seguendo. Maria Luisa da Milazzo, proprio qui dietro le spalle di nonna Carmela c'è Milazzo. Qua vediamo Milazzo. Ci scrivono anche da più lontano, Basilio dall'Australia. Ciao, ecco, tanti abbracci per nonna Carmela anche da altre località del mondo. Nonna Carmela vuole mantenere viva la tradizione, vuole anche
continuare a piantare queste piantine, e lancio un appello anche ai giovani, perché c'è il rischio che questo pomodoro si perda. Certo, se nessuno li fa, ormai siamo più un paio di persone più avanti con l'età che li facciamo, i giovani non ne fanno più. E così quando noi non ne possiamo fare più, allora questo scompare, questa tradizione di questi pomodori, tutto si perde se qualcuno non li fa andare avanti. Ecco, nonna Carmela, proprio per far conoscere questo pomodoro, ma soprattutto per cercare di far capire come ci si può prendere cura di questa pianta, realizzerà insieme agli amici di Onda TV e dell'associazione Vivo in Sicilia un tutorial con passo dopo passo. Abbiamo già mostrato nelle scorse settimane la semina. Oggi quindi si mettono a dimora le piante. Le mettiamo a dimora le piante e poi man mano che crescono facciamo tutto il lavoro che c'è da fare. Mettiamo le canne, li leghiamo, si deve zappare di nuovo la teca. Ecco, stiamo vedendo che vicino alla piantina, si sta mettendo proprio l'acqua in questo momento. Un pochino di acqua ora nel terreno, così la radice è affeta subito col terreno. E allora, nonna, noi ci rivedremo poi tra qualche settimana, perché sì, quando mettiamo le canne che sono pronte che si legano, facciamo di nuovo un altro video, così poi cercheremo di... Man mano che cresce, che andiamo avanti, fino a quando c'è la raccolta, li leghiamo, speriamo che facciamo vedere tutta la procedura. La raccolta si fa nelle prime ore della mattinata? Sì, la mattina con il fresco si devono raccogliere. E poi ci vuole anche l'abilità per legarli uno a uno. Sì, certo, anche lì sono in pochi a saperlo fare. Si deve imparare per fare questo lavoro, è un lavoro che ci vuole tempo per farlo, però basta imparare e con la passione tutto si fa. Allora, noi ringraziamo nonna Carmela, ringraziamo anche tutti gli amici che si sono collegati, che ci hanno mandato i saluti, qualcuno ci ha mandato come Silvana anche delle stelle. Grazie, un abbraccio per sostenere il nostro progetto. Buona giornata a tutti, grazie. E grazie anche a nonna Carmela che continua a mantenere viva questa tradizione dei pomodori ruccarola oppure pomodori a scocca. Ruccalori. Ruccalori. Grazie, ciao a tutti, ciao nonna Carmela, buon lavoro. Buona giornata a tutti.